negozio di biciclette di Vittorio Veneto, i ladri con un camion sfondano la vetrina e abbattono una colonna portante, danni per centinaia di migliaia di euro. Ladri nell'abitazione di una coppia di Sacile, due anziani si svegliano e si trovano faccia a faccia con i malviventi. Collaborate e non vi succederà niente, bottino da 50.000 euro. Aveva sfidato a Ponzano la collanina d'oro e le fedi con la tecnica della braccia ad un anziano di 80 anni, ma grazie alle telecamere di sorveglianza la ladra è stata identificata e denunciata. Maltrattato e denutrito, un esemplare di American Bully è stato sequestrato e salvato dai carabinieri forestali. Al collo aveva la catena di una bicicletta. Il tronco di 3 alberi semi-tagliato con una motosega in via Contarini a Monigo. La segnalazione del vandalismo alla polizia locale che ora cerca il responsabile. Le piante dovranno essere abbattute. Marco Mazzariol, 15enne di Carbonera, nominato alfiere della Repubblica, ha ricevuto questa mattina al Quirinale per la cerimonia di conferimento del titolo. Una grande emozione il suo incontro con il presidente Mattarella. Domani al via a Genova la 97esima Giornata Nazionale degli Alpini, alzabandiera alle 9. Oggi l'omaggio alle vittime di Ponte Morandi. Dalla Marca in arrivo i gruppi storici delle Penne Nere. Le città di pianura del giovane regista bellunese Francesco Sossai trionfa e Davide di Donatello 2026. Il suo spaccato del Veneto colleziona 8 statuette. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Iniziamo con la cronaca e con quanto accaduto la scorsa notte a Vittorio Veneto con una spaccata in un negozio di biciclette. I ladri con un camion hanno sfondato la vetrina e abbattuto una colonna portante. Danni per centinaia di migliaia di euro. Nel 2024 sempre qui 2 colpi molto simili. Non capisco una cattiveria del genere, non hanno rispetto di niente, ti buttano giù una casa per rubare 10 bici, cioè, questo è assurdo. Roberto Catto non trova una spiegazione di fronte alla devastazione lasciata dai malviventi che intorno alle 4:30 della notte hanno sfondato con un camion la vetrina del suo negozio Crazy Sport a Menarè di Vittorio Veneto, abbattendo una colonna portante, caricando poi sul mezzo 10 biciclette. Altre 2 sono state danneggiate e sono da buttare. 5, 6 hanno diversi graffi e vanno sistemate. Un bottino che si aggira intorno ai 40-50 mila euro. Mi hanno portato via 3 bici dei clienti che fanno più male delle mie, perché comunque non è per restituire, comunque gli hanno portato via un bene che non erano a casa sua e quindi erano qui da me, quindi mi sento anche responsabile delle bici altrui. Ma i danni maggiori sono quelli a livello strutturale. Fra furgoni, casa, negozio, bici, sono centinaia di migliaia di euro di danni. Nel giugno 2024 Catto aveva subito altre 2 spaccate nel giro di una ventina di giorni l'una dall'altra. Nell'ultimo colpo i ladri avevano rubato 16 bici usando un furgone poi abbandonato sui binari e travolto dal treno regionale Belluno-Conegliano. Dopo questo furto aveva messo in sicurezza il negozio pensando fosse sufficiente a bloccare i malviventi. Però se ti entrano dentro con un camion e buttano giù la casa, puoi mettere tutto quello che vuoi davanti. Cioè, non sappiamo più, giuro non so cosa fare, come poter impedire un'altra cosa del genere. Rispetto ad allora, oggi i danni riportati dalla sua attività sono ben maggiori e Catto è costretto a fermarsi. Dovrò star fermo almeno una settimana di lavoro, perché comunque non ce la facciamo lavorare decentemente. Dovrò dormire qui un mese noleggiando un camper. Un mese ci vorrà per mettere a posto. Come 2 anni fa dovrà noleggiare nuovamente un camper per trascorrere la notte a presidio del negozio in attesa che venga messo nuovamente in sicurezza. Loro fanno il furto adesso, sanno che tu per un mese non sei in sicurezza e quindi ritornano a cercare perché vanno dentro più facilmente e quindi bisogna dormire qua un mese finché tutto non è in sicurezza e poi sperare che non buttino giù la palazzina per rubarti altri 4-5 bici. Un mese fa Roberto Catto ha festeggiato 25 anni di attività e oggi, nonostante la devastazione, la voglia di rialzarsi ancora una volta e di andare avanti è più forte della rabbia e dell'amarezza. Come si torna al lavoro dopo questa esperienza? Però non voglia di smettere, di mollare tutto. No, è una vita di lavoro questa. È la vita. A Sacile colpo in villa, tenuti in ostaggio i proprietari, rubati 40.000 euro. Ai nostri microfoni il racconto shock, la paura è stata tanta. E ci hanno detto di stare calmi, che non sarebbe successo nulla se rimanevamo
calmi e tranquilli. Io ho cercato di collaborare da subito perché non avevo nessuna intenzione che la cosa sfociasse nel dramma. Una notte di terrore, quella vissuta dal noto critico d'arte Giovanni Granzotto e da sua moglie nella loro villa in Viale Zancanaro a Sacile. La coppia, sorpresa nel cuore della notte insieme al proprio cane, è finita nel mirino di una banda di rapinatori composta da 3 uomini a volto coperto dall'accento riconducibile all'est Europa. I 2 coniugi sono stati tenuti in ostaggio dai malviventi per diversi minuti, mentre tra gioielli antichi, orologi di valore, bottiglie di vino pregiato e oltre 1.000 euro in contanti, il colpo ha fruttato un bottino di circa 40.000 euro in totale. Ho dato delle indicazioni dicendo che soldi non ce n'erano, non c'era una cassaforte, però ho indicato dove si trovavano i gioielli e diciamo con il palo che è rimasto in camera nostra che ha anche controllato mia moglie cosa avesse al polso, un orologio, ma che non ha osato strapparglielo. Sono riusciti verso il giardino, almeno così ho trovato le tracce, dallo stesso punto in cui erano entrati. Secondo quanto appreso sul posto, la banda sarebbe entrata attraverso il cortile posteriore da una finestra del piano terra con la tecnica del foro. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Sacile su quello che non sembrerebbe essere un episodio isolato sul territorio. Dalle forze dell'ordine e dallo stesso Granzotto sarebbero state segnalate anche altre ville colpite allo stesso modo, non solo in Friuli ma anche in Veneto. Non si esclude possa trattarsi della stessa banda, ma saranno le indagini dei carabinieri a fare chiarezza. Gli è stata sfilata la collanina d'oro e le fedi con la tecnica dell'abbraccio, ma questa volta la ladra è stata identificata e denunciata. Lo aveva avvicinato e gli aveva offerto la sua amicizia, uno stratagemma per sfilargli la collanina d'oro nella quale la vittima, un ottantenne, aveva inserito le fedi, quella sua e della moglie. Il fatto è avvenuto 3 settimane fa nel parcheggio del Palacicogna di Paderno di Ponzano Veneto. L'anziano si è reso conto di essere stato derubato quando è risalito in macchina per tornare a casa. Immediatamente ha presentato denuncia al comando della polizia locale di Ponzano, fornendo una precisa descrizione dell'accaduto e delle caratteristiche della ladra. Visionate le telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti hanno identificato la responsabile del furto. Si tratta di una 30enne trevigiana residente nel quartiere trevigiano di Santabona, che è stata denunciata a piede libero per furto. Accusato di aver violentato una bimba di 7 anni, manca la prova e il pubblico ministero chiede l'assoluzione. I fatti sono avvenuti in un comune a sud di Treviso. L'imputato è un cuoco di un noto ristorante veneziano. A dibattimento non è stato possibile ottenere la prova della violenza e così il pubblico ministero Michele Permunian ha chiesto l'assoluzione per un 50enne. L'accusa per l'uomo è di violenza sessuale su una piccola che allora aveva 7 anni. I fatti sono avvenuti durante il periodo Covid nel 2020. L'imputato, un cuoco di un noto ristorante veneziano, era stato denunciato per aver abusato di 2 ragazzine di 12 e appunto 7 anni, amichette della figlia. Per la più grande, il 50enne aveva già affrontato il giudizio venendo condannato a 5 anni di reclusione. Per quanto riguarda la più piccola, è stato portato davanti alla Corte d'Assise chiamata ad esprimersi su un reato compiuto nei confronti di una piccola che aveva meno di 10 anni. Il legale della famiglia della bambina, l'avvocato Damiano Danesin, si è speso per richiedere la condanna e il risarcimento dei danni patiti. Il processo è stato rinviato al 9 luglio. Scontro tra 2 auto in via del Lago tra Cessalto e San Stino di Livenza sulla strada provinciale che costeggia la A4 con un mezzo finito nel fosso. Sul posto c'è stata un'ampia mobilitazione di uomini e mezzi, elicottero del SUEM, ambulanza da Motta di Livenza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cessalto. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto per sincerarsi della situazione anche il sindaco Emanuele Crosato. Fortunatamente è andata bene, dice, in uno dei mezzi c'era una famiglia a bordo, la sicurezza stradale
forestale resta una nostra priorità. I cittadini mi hanno chiesto l'installazione di un autovelox, anche per questo quello degli autovelox è un nodo che va sciolto a partire dall'uso dei dispositivi mobili. Ringrazio la macchina dei soccorsi e i carabinieri di Cessalto. Ha concluso il sindaco Crosato. E nel pomeriggio a Cusignana di Giavera del Montello l'ultimo saluto a Fausto Lamonato, l'imprenditore 56enne di Ponzano morto nello schianto in sella alla sua moto sabato scorso a Monastiera. Il rombo delle moto e delle vespe accompagnano l'arrivo sul sagrato della chiesa di Cusignana del Feretro, portato poi in spalla dagli amici della barca a vela. Dalle 2 ruote alle regate le tante passioni di Fausto Lamonato per l'ultimo saluto all'imprenditore 56enne. Una folla commossa si è stretta intorno ai familiari dilaniati dal dolore, dice durante l'omelia Don Dionisio Rossi, che parla della morte improvvisa di Fausto come di una folgorazione che ha colpito chi lo conosceva. Con la voce incrinata il parroco ricorda quando lunedì, dopo la tragedia, ha incontrato i genitori di Fausto, i loro visi, gli occhi arrossati, le lacrime, i ricordi condivisi dell'amato figlio andatosene troppo presto. Della sua disponibilità per i ragazzi ai quali comunicava interesse, gioie, aveva sempre qualche regalino da portare. Raccontavano del suo impegno nel lavoro, dell'attenzione a ogni piccola cosa, a non buttare via niente, a conservare e valorizzare. C'è sempre una vita bella da ricordare e rivivere, e per questo la sofferenza, che certamente si fa acuta, non toglie però la serenità. Una personalità che Fausto aveva costruito attraverso il suo lavoro, prima come dipendente, poi da responsabile. Aveva realizzato i suoi desideri sia nelle passeggiate in moto sia in navigazione. Ancora le parole di Don Dionisio. In un crescendo di emozioni il suo ricordo, l'ironia, la positività, la voglia di vivere e la sua propensione a socializzare passano attraverso le parole del cognato, dei vicini, degli amici, dei compagni di regata. Il tuo entusiasmo, la tua energia e il tuo amore per la vita resteranno per sempre un esempio da seguire. Persona preziosa e generosa, sempre disponibile, eri stimato da tutti per la tua correttezza e per il tuo carattere determinato. Ci mancherà la tua presenza a bordo, attiva e concreta, che faceva di te un velista con un grande senso d'altruismo. La vita mi ha riservato il privilegio di averti incontrato e sarai per me con me per sempre. Sono certa che l'universo ti ha rivoluto con sé per farti fare da guida alle anime che non hanno ancora raggiunto la tua stessa pace interiore. Sono sicura che ti rivedrò nei miei sogni o chissà dove. E quando ti raggiungerò tra le nuvole sicuramente starai socializzando con tutti gli angeli del cielo. La sua essenza lascia un vuoto grande, difficile da spiegare, ma resterà nei nostri ricordi più veri, in quei piccoli momenti quotidiani che oggi acquistano un valore ancora più grande. Maltrattato e denutrito, un esemplare di American Bully è stato sequestrato e salvato dai carabinieri forestali. Al collo aveva la catena di una bicicletta. Hector è un esemplare di American Bully di 4 anni, dolcissimo e giocherellone nonostante sia stato maltrattato, lasciato senza mangiare e senza terapie adeguate. A notare l'animale a Padernello una pattuglia dei carabinieri che ha allertato i colleghi della forestale. Immediate le indagini, l'odissea di Hector è iniziata a marzo quando la proprietaria ha deciso di cederlo ad un quarantenne. L'operazione dei carabinieri forestali non si è limitata alla tutela del benessere dell'animale, ma ha portato alla luce un intrigato tentativo di inquinamento probatorio. Il quarantenne è stato denunciato per maltrattamento di animale, ma nei guai sono finite 2 conoscenti dell'uomo, una donna di 60 anni e la figlia 29enne, che devono rispondere di favoreggiamento personale e intralcio alle attività di pubblico servizio a causa di una messa in scena architettata per sviare le indagini. Il cane, vittima di maltrattamento, era stato inizialmente nascosto nel garage del quarantenne e successivamente segnalato dalle 2 donne ai cinovigili del servizio veterinario del SUEM come animale vagante sul territorio di Volpago del Montello. Lo scopo, come accertato dalle indagini, era quello di far figurare l'animale come un semplice randagio e in questo modo liberarsene.
Ettore è stato sottratto ai 3. Si trova ora presso il canile sanitario di Ponzano Veneto. Ora spetterà alla Procura di Treviso procedere con l'eventuale affidamento ad un nuovo proprietario. I casi di questo tipo, spiegano i militari forestali, sono ormai parecchi ed è necessario sensibilizzare i cittadini che decidono di adottare questo tipo di animale. E la polizia locale di Treviso è intervenuta in queste ore in seguito ad una segnalazione relativa al danneggiamento di 3 alberi collocati in un'area verde di via Contarini, siamo a Monigo. Sul posto gli agenti hanno riscontrato la presenza di tagli profondi praticati alla base delle piante, presumibilmente effettuati con una motosega. Considerata la situazione è stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per la verifica delle condizioni di sicurezza dell'area. Dalle valutazioni effettuate è emerso che i 3 alberi hanno subito danni strutturali tali da comprometterne la stabilità. Per questo motivo nelle prossime ore si procederà al loro abbattimento. L'area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza. Chi ha agito lo ha fatto con chiara intenzione di abbattere o danneggiare le piante, senza curarsi minimamente del gravissimo pericolo di crollo generato, che avrebbe potuto coinvolgere ignari cittadini. Le parole del comandante della polizia locale Patrick Antonello, e a questo punto scattano le indagini per risalire ai responsabili. Mentre nelle prossime ore si terrà un nuovo tavolo più tecnico e fattivo in prefettura per dare seguito all'idea di sportello migranti, circa 15 giovani sono tornati a dormire al Park dal Negro, che ora verrà chiuso con sbarre elettriche per un costo di 100.000 euro. Costerà almeno 100.000 euro risistemare con sbarre elettriche anti-intrusione il Park dal Negro. I lavori inizieranno e si concluderanno in giugno, un'opera che si rende necessaria, dicono, per evitare che il parcheggio torni ad essere luogo del bivacco notturno di giovani richiedenti asilo e senza fissa dimora. Un investimento che sarà sostenuto anche da Ascom Confcommercio, che è tra i comproprietari del parcheggio. E mentre una quindicina sono già tornati a dormire proprio lì, alcuni anche rifiutando la soluzione proposta dell'albergo a Monastier da parte di una generosa imprenditrice, da Belluno il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza illustra le nuove opportunità alle quali sta lavorando in un percorso condiviso a livello internazionale. Noi stiamo lavorando con la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, quindi con Asso Camere Estero, per mettere in campo un progetto pilota assieme all'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale Migranti, che fa capo alle Nazioni Unite, dove vede alcuni paesi dell'America Latina, dall'Ecuador al Perù al Guatemala, di poter portare qui professionalità e competenze. Verranno formati noi abbiamo scelto l'Ecuador come paese, verranno formati in Ecuador. Fatte salve le reciprocità del riconoscimento del titolo di studio, anche le OS verranno formate in italiano, in modo da arrivare nel nostro paese già pronte ad entrare in servizio. Una soluzione che si rende quanto mai necessaria, visti anche gli ultimi episodi cittadini e che lo hanno riguardato anche personalmente. Conte ha fatto bene, non è un problema solo di Treviso, ma basta andare a Padova, basta andare in tantissime altre nostre città. È ormai insostenibile, la gente non è più tranquilla. Io conosco personale della Camera di Commercio a Treviso che parcheggia, un parcheggio custodito dove dentro c'è di tutto e di più, che questi qui fanno il bello cattivo tempo. Uso questo termine per non usare altri termini. Intanto, sul fronte della cronaca stretta, domani mattina ci sarà l'annunciato vertice in prefettura per la costituzione di uno sportello migranti, con conferenza stampa finale da parte di CGIL, CISL e UIL. E mentre il sindaco chiede con urgenza un incontro al ministro dell'Interno Piantedosi, gli ultimi giovani ospitati a Monastier sono ormai fuori dall'albergo, in attesa di una soluzione che non sembra ancora vicina. E adesso lasciamo per un attimo la Marca trevigiana, andiamo un po' più lontano, andiamo a Genova, perché si sta scaldando il clima in vista della 3 giorni per la 97esima adunata nazionale degli alpini, e chi poteva esserci se non il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, buonasera da Genova, da Piazza del Ferrari, ovvero il cuore della città. Però devo dirvi che questo cuore della città è già invaso dalle penne nere e dalle penne nere in una atmosfera assolutamente positiva. Ve lo dico perché naturalmente le polemiche dei giorni scorsi ci avevano fatto arrivare un po' prima con l'idea chissà come Genova abbraccia gli alpini. Allora cominciamo con due signore genovesi. Buonasera. Vi abbiamo tenuto qui insieme agli alpini perché volevamo sapere. Allora, noi dal Veneto ci hanno detto insomma, che Genova non sta accettando tanto bene gli alpini. Voi che siete genovesi cosa rispondete? Allora, io dico che il genovese è mugugnone, quindi si lamenta sempre.
però ci sono anche tanti genovesi tipo noi che sono contentissimi di avere un po' di colore, un po' di vita in questa città che è la città più vecchia d'Italia, però loro portano un po' di allegria sicuramente. Bene, intanto siamo proprio contenti. Ecco, questa è la testimonianza diretta, Francesca, proprio delle persone, dei genovesi, come stanno abbracciando gli alpini. Intanto grazie, vado da Federico Pupo e poi arrivo agli altri alpini, perché Federico Pupo è un trevigiano, voi lo ricordate, già direttore del Teatro Comunale di Treviso ed ora direttore del Teatro Carlo Felice di Genova. Allora Federico, intanto da alpino come stai vedendo questo preadunata intanto? Ma sono entusiasta e non vedo l'ora che arrivi già domani, ma già stasera cominciano già i cori, cominciano già le bande, è una grande festa, straordinaria. Perché va ricordato che oltre che essere direttore del Teatro Carlo Felice, lui è anche di un congedato della fanfara della Brigata Alpina Giulia. Certo. E che suonerai anche in questa adunata. Anch'io sfilerò domenica col mio reparto, con i fratis miei della sezione di Udine, e sfileremo insieme ai migliaia di alpini in questa bellissima città. Poi diciamo un'altra cosa, che noi sabato sera nel tuo teatro seguiremo i cori. Sì, c'è un evento straordinario, come avviene in ogni adunata, una grande serata di cori alpini nel nostro teatro, nel Teatro Carlo Felice, e tra l'altro già tutto esaurito, e quindi dovremo tenere fuori la gente, terremo a bada la gente che vuole entrare. Ok, grazie. Intanto, ultima cosa, voi sapete da dove vengono questi alpini? Questi alpini arrivano da Candelù. Eccoli qua. Buonasera Francesca, ciao. Ecco, ti conoscono tutti, sono tutti i tuoi fan. E poi fate vedere dietro cosa vi siete portati, perché uno non ci crede, ma si sono portati dietro anche uno che non lo definiamo biroccio, lo definiamo apecar degli alpini, giusto? Assolutamente sì, assolutamente. Ecco, allora, anche per voi, come la città, come vi sta abbracciando? Allora, noi siamo arrivati ieri a mezzogiorno, è stata un'accoglienza molto, molto bella, e in questo momento siamo contenti di essere qui a Genova, abbiamo visitato l'acquario, siamo felici e niente, cosa c'è da dire? A casa cosa diciamo? A casa venite su a Genova, che è una bella adunata, bisogna portare importanza agli alpini e non mollare mai, 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 mai. Bene, allora io a questo punto, Francesca, con queste immagini ti restituisco la linea, però loro ci tengono a fare una cosa che è tipica degli alpini di Candelù, vero? Sì, allora un saluto al Teo e a tutta la nostra compagnia. Per Antena 3, sulle mani al cielo, belli! A te Francesca, da Genova è tutto, a domani. Grazie Lucio, salutali da parte mia. Saluta gli alpini di Candelù da parte mia. E allora chiudiamo questo spazio dedicato agli alpini, appunto a Genova, spazi ridotti per alloggiare, in partenza dalla Marca un numero di penne nere più contenuto rispetto alle altre edizioni, ma dicono del gruppo Città di Treviso cercheremo comunque di fare del nostro meglio e non abbiamo dubbi che sarà così. Porteremo lo striscione, quello del Reginato, porteremo 5 bandiere e porteremo il nostro gagliardetto, quindi siamo presenti. Penne nere del gruppo Città di Treviso a Genova per la 97esima adunata nazionale degli alpini. Dal cuore del capoluogo della Marca, Salsa Reginato presente, anche se non con un gruppo folto come in altre circostanze. Noi siamo una ventina di alpini, siamo 3 piccoli gruppetti che ci stiamo preparando per andare a Genova. Non ci sarà il gruppo Città di Treviso, perché non siamo riusciti a fare una corriera, di conseguenza ci siamo organizzati 3 gruppetti. Capoluogo ligure, città profondamente alpina, ospita l'adunata per la 6ª volta, ma Genova è geograficamente lontana e con spazi urbani ridotti, difficile ipotizzare un'invasione di penne nere. Anche dal trevigiano più di qualcuno resterà a casa, ma i gruppi del territorio cercheranno comunque di marcare presenza. Da quello che abbiamo sentito qualcuno non verrà. Città, centro storico è impegnativo per il traffico, per i parcheggi e per tutto, adesso vedremo, però cercheremo di fare il nostro meglio, insomma. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, asfalto sconnesso che già cede appena posato e linee di altezze non regolari. L'assessore Zampese ha fatto un sopralluogo in mattinata nel cantiere della stazione di Treviso. Siamo venuti qui con i nostri tecnici in stazione, anche con i tecnici di RFI, per valutare proprio in loco
se ci sono non conformità o irregolarità. Finora è stato trovato, cosa che era già stata individuata, una irregolarità localizzata dovuta a uno scavo per sottoservizi che metteranno a posto senza l'interruzione di traffico. Mattinata di sopralluoghi per l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, che insieme ai suoi tecnici è passato al cantiere della stazione, dove cittadini hanno segnalato asfalto sconnesso e dislivelli pericolosi, oltre che crepe lungo tutto il manto di recente posato davanti al nuovo piazzale. L'assessore segnala un punto preciso dove si vede chiaramente che l'asfalto sta cedendo, lì dove sono stati fatti scavi per la linea dei nuovi sottoservizi come la fibra e l'illuminazione. Poi ci sono i dislivelli tra un punto e l'altro e le crepe, e anche su questo l'assessore garantisce che il comune vigilerà, ma non può sbottonarsi per il momento, come ci conferma, perché a chiusura del cantiere si faranno tutti i conti, danni e ritardi alla mano. Stiamo poi continuando a prendere le quote del manto stradale per vedere se ci sono ulteriori non conformità, però per il momento questo è quello che posso dire. E a Serravalle di Vittorio Veneto, cantiere aperto per il rifacimento della pavimentazione nel tratto urbano della statale Alemagna, attività locali penalizzate, in particolare una gelateria. Io ho già messo in vendita la gelateria, anche l'appartamento dove abitiamo, perché appunto le rate stanno andando avanti con la banca e io in questo momento non sono in grado di onorarle, per cui insomma si cerca di salvare il salvabile, anche se effettivamente non so dove andare. Non lo dà a vedere per quella dignità tipica della nostra gente, ma Andrea Signorotto è davvero disperato. Tutta la sua vita è dentro questa gelateria che gli ha permesso di vivere con la moglie e i figli fino al 13 aprile scorso, quando sono iniziati i lavori per la pavimentazione della strada principale di Serravalle. E da circa un mese questi sono gli incassi giornalieri. 10,60 €, 30,20 €, 22,90 €, 19,30 è proprio il movimento che determina quegli scontrini là. D'altra parte il disagio della circolazione fa sì che magari i clienti vanno da un'altra parte. Una situazione che dovrebbe continuare fin dopo agosto, che vuol dire per Signorotto annata da dimenticare. Se poi ci confida i lavori si allungano, come mi è già successo per il ciottolato della piazzetta del museo, allora è meglio che chiuda tutto già adesso. Per questo sta cercando sostegno dal comune, non economicamente, ma per un'opportunità che gli permetta di pagare rate e bollette fino alla fine del cantiere. Spostando il distributore automatico, del quale ero molto felice finché hanno aperto il cantiere, e magari portarlo in una zona meno oppressa dai lavori potrebbe farmi riprendere un pochettino la fiducia. Signorotto pensa ad uno spazio nell'area comunale del quadrilatero di lato al municipio e si farebbe carico dell'adattamento di una vetrina per poter mettere il distributore automatico, ma è pronto anche a diventare quasi ambulante pur di non cessare attività annegato dai debiti. Ora la speranza ha una data, lunedì 12 maggio. Ho preso un appuntamento con il signor sindaco al quale volevo appunto proporgli, fargli queste proposte e sperando che vada a buon fine, insomma, per permettermi di tenere aperta l'attività. Perché in un tempo dove a Serravalle fioccano i cartelli e molte serrande rimangono abbassate, nell'incontro Andrea il gelataio, sulla coppetta che offrirà al sindaco Balliana, ci metterà anche la sicurezza. Perché se tengo accesa una vetrina, una luce in più anche alla sera, c'è più sicurezza anche per il territorio. Marco Mazzariol, il quindicenne di Carbonera nominato Alfiere della Repubblica, è stato ricevuto questa mattina al Quirinale per la cerimonia ufficiale di conferimento del titolo. Marco Mazzariol, per la tenacia con cui affronta fin dall'infanzia la malattia, con la sua gioia di vivere trasforma le difficoltà in opportunità e dà testimonianza al valore irrinunciabile dell'unicità della persona. Marco è uno studente del Trevigiano di 15 anni, convive fin da piccolo con la sindrome di Duchenne, una distrofia genetica rara e degenerativa, ma con la sua energia, con la sua positività, il desiderio di aiutare gli altri, ha trasformato la sua condizione in un messaggio di speranza. Al Quirinale è il giorno di Marco Mazzariol e dei nuovi alfieri della Repubblica, quasi tutti giovanissimi ma già impegnati e proiettati
proiettati al futuro. L'emozione di Marco, studente al Max Planck e residente a Carbonera, sta tutta nella stretta di mano con il capo dello Stato e in uno scambio veloce di battute e di sguardi. Lo stesso Marco, ai nostri microfoni, aveva confidato che visitare il Quirinale era il suo sogno, lui che vuole diventare un politico e che già sta portando avanti le sue battaglie contro barriere architettoniche e mentali, anche attraverso l'associazione Parent Project. Come avere le idee chiare già a 15 anni e fare la differenza. Per Sergio Mattarella, storie da premiare ma non rare, con una narrazione del mondo giovanile che va rivista. So bene che le cronache il più delle volte danno notizia e accendono i riflettori su episodi drammatici, su violenze, su illegalità. Queste purtroppo esistono e non vanno nascoste, ma sarebbe una deformazione della realtà e della sua rappresentazione se queste potessero oscurare, addirittura rimuovere le tante ben più numerose notizie positive di grande valore. Dobbiamo superare le solitudini. Per questo conoscervi e raccontare, sia pur brevemente, le vostre storie è un momento di speranza. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Notte di tensione ad Agordo, dove i carabinieri hanno arrestato una donna accusata di aver violato le misure cautelari imposte dall'autorità giudiziaria. La donna, già sottoposta al divieto di dimora nel comune di Agordo e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stata intercettata dai militari durante un controllo del territorio nei pressi dell'ospedale cittadino. I carabinieri sono intervenuti immediatamente. Dagli accertamenti è emerso che la donna si stava dirigendo verso l'abitazione della vittima, trovandosi già a meno di 1000 metri di distanza. Bloccata prima che potesse raggiungerla, è stata arrestata e condotta in caserma per le formalità di rito. Le città di pianura del giovane regista bellunese Francesco Sossai, scoperto dal Festival di Cannes, trionfa ai David di Donatello 2026, 8 statuette conquistate, tra cui quelle più pesanti per il miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista. David di Donatello per il miglior film 2026, 71esima edizione, va alle città di Pianura. 16 candidature, 8 statuette fra le più pesanti: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista. Le città di Pianura, il film del regista bellunese Francesco Sossai, scoperto dal Festival di Cannes, trionfa ai David di Donatello 2026. Boato al Cinema Italia di Belluno, che nella serata della consegna degli Oscar al cinema italiano ha voluto omaggiare il lavoro straordinario di Sossai con la 123esima replica e lo streaming della cerimonia in diretta da Cinecittà. Il rapporto con Francesco è di lungo termine, nel senso che questo è il suo terzo film in realtà. Abbiamo proiettato anche i suoi primi 2, Il compleanno di Enrico e Altri cannibali. Francesco è un abitué del cinema, viene spesso quando può a vedere i film. All'Italia ricominceranno le proiezioni già da lunedì prossimo. Da settembre più di 5.500 persone hanno visto e apprezzato Le città di Pianura. Il senso di comunità è stato la cosa più importante. Già nelle proiezioni precedenti si sentiva. Ieri sera ancora di più, c'erano persone che non l'avevano ancora visto, ma persone che sono tornate per la terza, quarta, quinta volta a vedere il film. Non solo Belluno sul palco dei David, grazie alle città di Pianura una statuetta è andata a Marco Spigariol in arte Crano di Valdobbiadene per la miglior canzone originale intitolata T. Per raccontare la pianura veneta, Sossai, che oggi vive a Berlino, si è spostato da Sedico a Padova e lì ha imbastito la storia On the Road, che è un ritratto critico del nord-est contemporaneo, lontano dall'immagine del Veneto produttivo e vincente, troppo vero e forse per alcuni anche scomodo. Il film, coproduzione Italia-Germania, è stato sostenuto tra gli altri dal Ministero della Cultura e da Fondazione Veneto Film Commission.
Ed esulta il Veneto del presidente Alberto Stefani, che esprime il suo orgoglio per i risultati della 71esima edizione dei premi dell'Accademia del Cinema Italiano, dove a dominare è stato Francesco Sossai con il suo Le città di pianura. Grande soddisfazione anche per il veneziano Damiano Micheletto, che di statuette ne ha portate a casa 4 al suo debutto cinematografico con Primavera nelle categorie miglior compositore, costumi, acconciature e suono. Entrambe le pellicole sono state realizzate con i contributi della Regione Veneto e della Veneto Film Commission, che ha compiuto, ricorda il presidente Stefani, uno straordinario lavoro di affiancamento alle produzioni. Orgoglio e fiducia sono stati espressi dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Ai David si è imposto il talento bellunese, annota Berton, che ricorda come il cinema sia un'industria che fa parte del Made in Italy e che merita rispetto e risorse. La provincia di Belluno si conferma tra gli enti più virtuosi del Veneto nei tempi di pagamento alle imprese. Secondo i dati ministeriali aggiornati al 31 marzo 2026, l'amministrazione provinciale registra infatti tempi medi di liquidazione tra i più rapidi della regione. Un risultato che, sottolinea il presidente della provincia, Stanuovo Polacco, si traduce in liquidità immediata per aziende e appalti pubblici, aiutando soprattutto le piccole imprese di montagna a ridurre i costi finanziari e a restare competitive. La puntualità dei pagamenti favorisce inoltre una maggiore partecipazione alle gare pubbliche, aumentando concorrenza e qualità delle opere realizzate. Alla base dei risultati, spiega l'ente, ci sono digitalizzazione, controllo dei flussi finanziari e lavoro coordinato tra uffici e ragioneria. Distogliere i giovani dai social e avvicinarli al loro territorio. Se lo propone un progetto sviluppato tra Feltre e Serena del Grappa. Si chiama News and Talk 2.0, il progetto che vede insieme i comuni di Feltre e Serena del Grappa. Lo scopo è sviluppare politiche di inclusione rivolte ai giovani, valorizzando il territorio in cui vivono. Il piano giovani News and Talk 2.0 ha varie caratteristiche. La prima è importante, abbiamo cominciato con i ragazzi sui social, non ci devono stare molto e quindi studiare, lavorare anche sui libri. La seconda parte, i giovani e l'arte, abbiamo una mostra che è ancora che si può visitare alle Torri del Castello, quindi la Torre del Campanone e anche la Torre dell'Orologio, di un ragazzo giovane, quindi Diego Bassani, e questo terzo momento dove cerchiamo di catturare i giovani e l'agricoltura. Prossimo appuntamento il 23 maggio a Serena, tra località Stalle e Castel San Siro, intitolato Abitare i luoghi, curare la terra, una sfida possibile per giovani agricoltori. Riteniamo che i giovani possano scrivere il futuro e possano anche scrivere il territorio. Ecco che con questo incontro è uno dei momenti che promuoviamo, che sosteniamo. Siamo anche contenti che questa presentazione di esperienza possa essere per loro un vanto e una presentazione del loro lavoro che in questi anni hanno portato avanti con tenacia e con convinzione per curare il territorio, per valorizzarlo e per provare anche a svilupparlo in maniera consapevole sia del luogo in cui si trova e anche della biodiversità coltivata che loro si propongono di tutelare. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora vi lascio alla sigla e poi alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.